In origine questa macchina appunto uscì come 1900 con 105 cavalli di potenza, tutto sommato abbastanza pochi, però per una trazione posteriore così agile e anche con dei pesi contenuti si rivelò immediatamente una macchina molto spettacolare, e con l'intervento di alcuni preparatori, fra tutti gli italiani, il padovano Carenini e il torinese Conrero, poteva guadagnare anche 40 cavalli con piccoli aggiustamenti per quanto riguarda le gruppo 1 e arrivare fino a 170 cavalli con interventi più grossi a livello di motore e a livello di telaistica per quanto riguarda le gruppo 2, che arrivavano fino a 190 cavalli, quindi veramente dei grandi piccoli mostri da rally. Uno degli sponsor principali di Miki in quegli anni era il padre, quindi quel Toby che c'è nel cofano posteriore è proprio l'acronimo del nome del padre di Tony Biasion. Quindi questo tipo di macchine, con la loro geometria semplice sia meccanica che ciclistica, permetteva di poter essere strapazzata senza subire avarie e senza subire gravi e costosi danni. Tutte cose che poi col tempo sono andate perdute, perché la sofisticazione tecnologica di anno in anno con le nuove conquiste portava a dare come dire, potenze e guidabilità assolutamente maggiori, ma anche vulnerabilità in proporzione. Alcuni particolari di guida di questa vettura, diciamo che sono tutt'oggi quanto di più spettacolare si possa vedere nei rally storici, perché era una macchina sempre di traverso, soprattutto nei fondi a scarsa aderenza, e probabilmente è stata la macchina che ha ispirato Miki a dire una delle sue celebri frasi, che è più o meno testualmente: la miglior cosa che possa fare un uomo vestito è vivere di traverso. Con il Kadett assolutamente la cosa è semplificata: tenerla dritta, farla andare veloce e farla ballare tra i tornanti è assolutamente una delle arti di guida più straordinarie che l'individuo possa esprimere. Allora, riassumendo, la carriera di Miki iniziò con la Kadett nel 79, nell'80 passò alla Ascona e ai gruppi 2, e già nell'80 si aggiudicò proprio il gruppo 2 italiano. Dopodiché con quel risultato l'Opel ufficiale lo ingaggiò e corsero sempre in coppia con Siviero, corsero nell'81, 82 e 83 con l'Opel e con le Opel Ascona 400, quindi gruppo 4, quindi una macchina già estremamente sofisticata, veloce, non facile da guidare, ma con un crescendo di successi Miki dimostrò assolutamente le sue grandi doti, tanto è vero che passò alla Lancia con le livretto TIP e poi nell'86 divenne ufficiale Lancia Martina, ma questa è un'altra storia.